Un forte boato, la scossa di terremoto che è stata avvertita poco prima dell'alba in tutta la vallata del Chiampo del Lagno, magnitudo 2,5, il cui epicentro risulta in prossimità del confine tra i due comuni di Trissino e Castelgomberto, avvertita anche in diversi comuni limitrofi dell'Ovest vicentino, come risulta dall'immediato tantam sui social. Lei l'ha sentita ma non ha capito immediatamente. Subito no, poi vedendo Facebook, internet, che compagnia lì, sembrava un camion che partiva, qualcosa che faceva rumore partendo così. Poi ho sentito che invece c'è stata la scossa. Tanti suoi clienti hanno sentito un boato, cosa le hanno raccontato? Che questa mattina verso le 6 c'è stato un forte boato e proprio come un scoppio e si sono allarmati che sono usciti dai terrazzi o dalle finestre per vedere cos'era. Dopo si sono resi conto tramite il telegiornale che era stato il terremoto. Rassicurazioni arrivano dai primi cittadini di Trissino e Castelgomberto. Al momento non risultano segnalazioni di danni a cose o a persone. È stata avvertita appunto più o meno verso meno 20 alle 6. Non abbiamo rilevato danni, io mi sono messo in contatto con la protezione civile e forze dell'ordine per capire se c'era stato diramato qualche tipo di avviso, ma anche loro al momento non sono stati attivati. Tutto sommato la scossa è stata anche leggera perché siamo al limite, diciamo, della percezione per l'essere umano. Non sono arrivate comunicazioni di danni o alle persone o alle cose. Ci troviamo comunque in una zona che ha un rischio sismico anche se non elevatissimo e perciò insomma diciamo niente di così grave. Certo è stata percepita dalle persone anche se non da tutti. Non tutti l'hanno percepita, ma di sicuro per le strade e nei bar non si parla d'altro. Sì, ne abbiamo parlato molto oggi, hanno detto che appunto hanno sentito il boato anche nelle zone qui limitrofe. Appena mi sono alzata, mio figlio mi ha detto: hai sentito la scossa? Dico no. Sì, effettivamente diversi clienti hanno riportato questa notizia, che si è udito appunto questo terremoto, Un boato che ha fatto paura. ma può essere.